Buona sesta domenica di Pasqua, amiche e amici. Siamo sempre lì nel lungo discorso di addio che fa Gesù nel Vangelo di Giovanni in questi 3-4 capitoletti alla fine appunto del Vangelo e alla fine del suo percorso terreno, di esistenza terrena, no? È il testamento spirituale che Gesù consegna ai suoi discepoli e che ci viene riferito soltanto nel quarto Vangelo. Siamo al capitolo 14 e da un po' di settimane che siamo lì, in questo grande discorso. Sono pochi versetti del capitolo 14, io tento, come sempre, di suggerire qualche spunto. Per esempio, uno spunto potrebbe nascere da una domanda che ci poniamo: ma cosa significa la parola verità? Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, lo spirito della verità. Nel Vangelo di Giovanni la parola verità ritorna piuttosto frequentemente, e molto più frequentemente che non in tutti gli altri evangelisti. Quindi cosa intende Giovanni, il Vangelo di Giovanni, quando proprio in questo Vangelo è Gesù che dice questa parola, verità? È qualcosa di astratto, concettuale, filosofico, teologico? Dobbiamo fare riferimento al catechismo, alla dottrina della Chiesa, a certi precetti, a certi documenti, che ne so. Tutto questo è cosa buona e giusta e certamente appartiene al grande deposito e patrimonio della nostra fede che cerchiamo di custodire, ma cosa significa la parola verità per Giovanni? Chi legge questo Vangelo e lo rilegge e ci rimane un po' su, no? Ci ritorna, a un certo punto non ha più dubbi. Nel Vangelo di Giovanni la parola verità viene sempre di più a coincidere con l'altra grande parola carissima a questo evangelista, ed è la parola agape, che significa amore, ma anche questa parola non è astratta. L'agape, che significa amore, ci orienta a una visione concretissima dell'amore ed è il modo in cui Gesù ha amato. È l'amore di chi dona la vita, è l'amore di chi lava i piedi dei suoi discepoli, pur essendo il Signore e il Maestro, e quindi si sporca le mani. È l'amore del pastore che rischia la vita per le sue pecore, proprio perché le ama, lui dà la vita per le pecore per proteggerle e rischia la propria vita. L'amore è un affare serio e fin dall'inizio del suo Vangelo Giovanni ci dice che Gesù è il Logos, a proposito di verità, no? Logos significa proprio parola, pensiero, concetto, progetto, verbum in latino, no? Il verbo si fece, il verbo appunto, il Logos, si fece carne. Questo è, si può dire, il grande inizio, la grande ouverture del Vangelo di Giovanni. Il verbo, il logos, il concetto si fece carne, in greco si dice sarx, che vuol dire carne, vuol dire la pesantezza del nostro essere umani, fatti di terra, come dice la Genesi, no? Con la Adamah, la polvere del suolo, da cui deriva Adamo, l'essere umano, Adam anzi. E quindi carne per Giovanni significa concretezza estrema, significa anche la nostra mortalità, la nostra fragilità, quel incrocio di sentimenti, ma anche di paure, ma anche di contraddizioni, ma anche di ambiguità, la possibilità che la nostra vita sia anche infedeltà, peccato, male. Gesù è il Logos che entra in questo spazio corporeo e carnale. Allora la verità diventa proprio Gesù che si sporca le mani lavando i piedi dei suoi discepoli. La verità è questa. L'altro grande pensiero, ecco, che mi sento di condividere è che l'esperienza pasquale per noi adesso, qui nel 2023,
L'esperienza pasquale di incontro con il risorto è descritta molto bene, sempre perché Gesù è amore e lui ci dice: non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, ecco, perché io vivo e voi vivrete. Io muoio e nessuno mi vedrà più, ma voi mi vedrete, dice Gesù. Perché? Perché io vivo nel Padre e voi in me. Io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. È la questione proprio dell'amore che ci permette di vivere la Pasqua, di vivere la vita. E questa dinamica pasquale che ci rende, che ci mette in relazione con Gesù, è garantita da cosa? Concretamente, come facciamo noi ad essere insieme con il risorto, anzi a vivere in Lui, a vivere questa intimità con Lui? Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Se Gesù è il Logos, è la parola, noi dobbiamo ascoltarla, questa parola, dobbiamo farla entrare dentro di noi, dobbiamo mangiarla con l'Eucaristia, no? Perché noi possiamo vivere attraverso questa parola, che poi la parola è Gesù con la sua vita, è il suo modo di vivere, è il suo modo di entrare in relazione con gli uomini, è il suo modo di dare la vita, è il suo modo di vivere anche l'intimità con il Padre, con l'Abba. È stare continuamente in contatto con il Vangelo e con le scritture, essere uditori della parola, direbbe qualcuno, essere discepoli. La parola, ecco, ci permette di essere vivi. E Simon Pietro a un certo punto lo dice: Signore, da chi potremmo andare noi adesso? Non possiamo andare via da te perché tu hai parole di vita eterna. Buon cammino, buona Pasqua ancora.